l'esito della commissione è schiacciante, l'esito della commissione è pesante per quelle che saranno le conseguenze, e le dico la verità, è pesante moralmente e umanamente per me da mamma, perché nonostante sia da un anno che urlo il mio dolore, la verità, perché volevo che venisse a galla la verità di cui ero certa, ma avere una conferma l'altro giorno, ho detto, è come se Nina fosse morta, me l'avessero uccisa per la seconda volta, perché Nina me l'hanno uccisa. Mai battaglia fu più tosta e più tenace, una donna contro un'istituzione sanitaria, una mamma che chiede giustizia per la morte della figlioletta neonata e un reparto che potrebbe aver fatto quadrato per mesi perché la notizia della presenza del Citrobacter non arrivasse alla direzione. Il presidente Zaia lo ha confermato oggi, non ne sapevo nulla. Noi abbiamo saputo di questa vicenda fine maggio, giugno, adesso potremmo anche ricostruire la storia. Non nego che l'abbiamo saputa sostanzialmente da articoli di giornale. Nel giro di poche ore ho chiuso il giro di quella scarna informazione che avevo e ho sentito la necessità di entrare in questa stanza buia e di accendere la luce. Ed oggi lo stesso presidente in conferenza stampa da Marghera ha reso noto la lettera inviata al commissario a firma del direttore generale della sanità Domenico Mantoan. L'obiettivo è quello di individuare al più presto eventuali responsabilità per prendere provvedimenti urgenti. L'appello che faccio io alla procura che lo faccia prima che può. Penso che questa relazione della commissione di inchiesta ispettiva, scusatemi, sia assolutamente chiara, lapidaria. Francesca Frezza ha ringraziato pubblicamente l'impegno del presidente, tornando a chiedere, in attesa che le indagini facciano il loro corso, la dimissione dei vertici della struttura. Nell'occhio del ciclone ci sono gli attori che hanno fatto e compiuto, perseverato, reiterato, nascosto, manipolato, e chi più ne ha più ne metta, e sono ancora lì. Quindi in attesa che la procura faccia il suo corso devono dimettersi. Di lei cosa ha fatto? Tornerà? Torno, ho una vita davanti, torno.